Vai pure, così, controllo, tac, perfetto. E piano piano la vela riapre, vai pure. Ok, controllo, tac, perfetto. Rilascia subito un po' la sinistra. Piano, boh, rimani fermo così, vedi che si stabilizza? Rilascia ancora un po' la sinistra. Bene, e vedi che adesso riusciamo ad andare dritti. Prova a tirare un po' di più e vedrai che la fai girare dalla parte aperta. Tira, tira, tira. Ottimo. Bene, riapri, direzione sud. Guarda. Ottimo, bravo. Riapri. Ok, controllo, perfetto. E guarda sempre la direzione. Molto bene. Ottimo, riapri. Vedi che lavora talmente bene che anche se è chiuso praticamente devi stare col peso quasi dalla parte dove rimane chiuso per riuscire ad andare dritto quando rimane incastrata. Verso sud. Vai pure. Ok, mani alte e in volo. Perfetto. Ok, e controllo. Vedi che così è molto più facile fare una chiusura più grande. Perfetto, riapri. Va bene così. Ottimo, ti giri verso nord, non verso il centro lago ma verso nord. Bam. Ok, controllo, tac, e la blocchiamo. Perfetto, riapri. Senza giro di freno, tiriamo giù tutte le ali, lasciamo subito e molliamo subito l'acceleratore. Mani alte, aspettiamo che torni in volo. Va bene. Ok, adesso pure. Ok, tira di più, più tira lenta più diventa morbida. Molto bella. Ok, uscita, va bene? Aspetta. Bravo, ottimo. Fermati verso sud. Giù. Giù, mani ai moschettoni e bloccati, fermo lì, perfetto, fermo, benissimo, e falla volare, su piano piano l'accompagni in volo, su, e mani alte, ottimo, vieni pure su verso di noi, giù in stallo, giù, mani ai moschettoni e bloccati, fermo, mani alte, lasciala andare, lo stesso se chiede. Mani alte, preso il comando sulla destra. Ok, quando ci sei, gambe sotto, mezzo giro, andiamo in stallo. Vai. Giù, mani ai moschettoni, rimani lì inchiodato, lì così, mani alte, fuori. Ok, allora, dobbiamo farlo normalmente, probabilmente la vela da scuola con i comandi un po' troppo lunghi che ti... Ok, mani ai moschettoni, lo blocchi, fermo, mani alte, lascia la vela, fermo. Peso e comando a sinistra, piano, con calma, peso e comando a sinistra, la blocchi. Tuffo. Ok, riapri la cravattina. Allora, è ancora in volo, ok, adesso gli imparacadutale, tieni da lì, fermo e la fai volare, buono. Allora, quello di una rotazione negativa era, diciamo, un innesco di un elicottero, è sotto il culo, vai pure, giù. Giù, mani ai moschettoni, giù l'esterno sull'interno, fermo che si stabilizza e prosegui da solo con l'uscita, piano piano. Su un po' alla volta, su e falla volare. Ok. Giù, mani ai moschettoni, tac, stabilizzi, bene, e ricominci a gonfiarla, vai pure avanti da solo. Tienilo, ok, mani ai moschettoni, benone, ottimo, vedi che è già un po' più stabile, prosegui da solo, su piano piano, oh, bella uscita, direzione nord, come funziona? Quando sei pronto, tienilo, ok, mani ai moschettoni, tac, perfetto, aspetti che si stabilizza e prosegui. Bellissimo, ok, vai pure. Oh, vedi che abbiamo chiuso qualche cassone magari. Però non puoi virare destra e sinistra come le orecchie normali, tasso di caduta sei sui 4 metri e mezzo al secondo, più o meno magari anche 5. Benone, direi di riaprire. Buono.
giù, ancora, vai ancora tranquillo, su 5 cm, fermo lì, fermo, perfetto, questo è il backfly, su ancora un paio di centimetri, piano, ok, questo è il mani moschettoni, adesso li mettiamo in volo, su piano, su, continua, su, e fanno volare, tac, perfetto, e la stabilizzi. Aspetta, vai, tira, adesso tira di più, tira ancora, fonda, ok, benone, ottimo, uscita, freno all'esterno deciso, molla all'interno e esci graduale, bravo, ottimo.